Buonasera, da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Un piano per la sicurezza stradale a Catania, in arrivo 392.000 euro di fondi comunitari, T-Red, autovelox, attraversamenti pedonali rialzati illuminati e limite a 50 km/h sulla circonvallazione. Sindacalista picchiato dal branco di bulli a Palermo, ho rabbia, non paura, ha dichiarato, e ha rischiato di perdere un occhio. Azzerati i vertici della mafia di Carini, 5 arresti nel blitz dei carabinieri, il clan gestiva anche una condotta abusiva dell'acqua. Migranti costretti a dormire all'aperto dopo l'incendio che ha danneggiato il centro per i rimpatri di Milo nel Trapanese. Intanto sul tema trattenimenti la Cassazione dà ragione al governo e bacchetta la giudice apostolico. L'Accademia delle Belle Arti di Catania mette in mostra i suoi talenti nella sfilata di abiti dedicati a Sant'Agata. Le creazioni in passerella tra i banchi del mercato cittadino con uno sguardo alla prevenzione del tumore al seno. Calciomercato alle ultime battute, il colombiano Andrés Tello è un nuovo giocatore del Catania, prossimo acquisto un portiere, Rocca ceduto all'Avellino. Bentrovati, T-Red, autovelox, attraversamenti pedonali rialzati, illuminati e il limite a 50 km/h sulla circonvallazione a Catania. Sono in arrivo dei fondi comunitari destinati alla sicurezza stradale. Luca Ciliberti. Nuovi fondi per la sicurezza stradale a Catania, in arrivo 392.000 euro di fondi comunitari. Due le novità. La prima riguarda la presenza dei dispositivi T-Red che avranno il compito di fotografare e multare i veicoli che passano con il semaforo rosso. Per la messa in funzione si attende il collaudo da parte di AMTS. L'altra grande novità riguarda l'installazione di 5 casotti con 4 autovelox. Uno resterà vuoto in modo da fare da deterrente. Gli autovelox saranno attivati tra fine febbraio e inizio marzo. Abbiamo, grazie alle politiche comunitarie, usufruito di un finanziamento di 392.000 euro che proprio sono per la sicurezza urbana su 13.500.000 destinati in tutto il territorio nazionale dal Ministero dei Trasporti. L'assessore Porto durante Sicilia 24 Focus ha anche anticipato che la città si doterà di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in sostituzione dei dossi ormai fuori legge. Installeremo anche almeno 20 passaggi pedonali rialzati illuminati. Questa è la novità, l'idea che il sindaco ha particolarmente apprezzato e che chiaramente su cui anche punteremo insieme al collega La Greca per realizzare quanto più passaggi pedonali illuminati. L'amministrazione comunale infine ha smentito le fake news circolate online su un ipotetico limite di velocità a 30 km/h su tutta la circonvallazione di Catania. Il limite sarà a 50 km/h su tutto il tratto da Ognina a Nesima con relativa segnaletica, così come aveva anticipato lo stesso Porto anche sulla siciliaweb.it. Gli attuali 30 km/h si riferiscono a una segnaletica esistente da tempo e che riguarda soltanto una parte che dal Tondo Gioeni arriva fino al cosiddetto semaforo intelligente. Ennesimo episodio di violenza a Palermo, un sindacalista aggredito a calci e pugni da un branco di giovani. Più che paura, ha dichiarato, sono arrabbiato. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Pugni, calci, colpi ai fianchi, ha rischiato di perdere un occhio. È brutale l'aggressione nei confronti di quest'uomo palermitano. Si chiama Francesco Brugnone, sindacalista della CGIL. Tutto accade sabato sera quando era in compagnia della fidanzata e di un'amica. Ha fatto manovra con l'auto per lasciare il parcheggio di via Spinuzza a Palermo, una delle strade della Movida. La vettura era circondata da motorini in sosta e da giovani. Una discussione che è diventata subito accesa perché i giovani non volevano spostarsi e così il sindacalista viene picchiato con calci e pugni. Più che paura io sono molto arrabbiato perché se c'è l'impossibilità di andarsi anche semplicemente a mangiare una pizza dopo una giornata passata al lavoro e passare una serata serena con la problematica e con la preoccupazione di rientrare sani nella propria casa, anche perché c'era pure la mia compagna, le mie amiche ero anche preoccupate per loro, sta diventando veramente una città che necessita di un controllo sociale
e permettimi anche politico, che deve andare oltre a quello che sta accadendo in questo momento. È in questa piazza che vedete alle mie spalle che Francesco, il sindacalista, è stato appunto brutalmente picchiato, una zona che nelle ore diurne è assolutamente tranquilla, anche frequentata da turisti, ma che invece dalle 19 in poi diventa punto della movida, o meglio, della mala movida. Ci puoi mostrare i segni di questa aggressione? Sì. La tua fidanzata cosa ti ha detto? Cosa ti diceva durante appunto questa brutale violenza? Terrorizzato, non riusciva nemmeno a parlare, fino adesso non riesce a dormire la notte purtroppo. Spero che soprattutto a lei la paura passi in fretta, perché avere il timore di perdere il proprio compagno per una banale aggressione è qualcosa che non augurerei a nessuno. Se vuoi l'acqua corrente in casa devi pagare Cosa Nostra. Succede a Carini, dove i carabinieri hanno portato a termine un'operazione antimafia che ha smantellato i vertici della famiglia locale. Manlio Viola. Non solo le tradizionali estorsioni, la famiglia mafiosa di Carini in provincia di Palermo gestiva anche l'acqua nel suo territorio. Lo faceva attraverso un vero e proprio acquedotto abusivo che riforniva oltre metà delle ville della popolazione del carinese, con regolari bollette pagate sempre a Cosa Nostra. Qualcuno si stranizzava del sistema, ma alla fine gli emissari della famiglia raccontavano la frottola dell'acquedotto privato con concessione pubblica. Lo hanno scoperto i carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo su richiesta della DDA nei confronti di 5 persone, 4 in carcere e 1 ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Sono tutte accusate a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate commesse avvalendosi del metodo mafioso e reati in materia di armi. Il GIP Fabio Pilato ha disposto il carcere per Salvatore Abbate, 55 anni, Giuseppe Passalacqua, 49, John Pipitone, 42 e Salvatore Vallelunga di 43. I domiciliari invece per Vincenzo Vallelunga di 74. Le indagini sono state condotte dal 2021 al 2023 dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo e avrebbero accertato il rientro a pieno titolo di pregiudicati mafiosi dopo lunghi periodi di detenzione nelle fila della famiglia di Carini, a fianco dell'inserimento di giovani e ambiziosi mafiosi in ascesa. Le indagini sono il prosieguo dell'operazione Feudo, che a settembre 2022 aveva già portato all'arresto di 3 persone per il reato di scambio elettorale politico-mafioso e hanno ricostruito gli assetti interni della famiglia mafiosa di Carini inserita nel mandamento Palermo Nord, ovvero Tommaso Natale San Lorenzo. I militari hanno accertato che i vertici dell'associazione mafiosa gestivano appunto anche la condotta idrica abusiva, unico modo per avere l'acqua corrente in molte aree del carinese. Il GIP del Tribunale di Trapani ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora a Trapani ed Erice al deputato regionale Dario Safina del PD, accusato di corruzione e turbativa d'asta quando ricopriva la carica di assessore ai lavori pubblici del comune. Non si ritengono soddisfatti i legali che puntano al giudizio del Tribunale del Riesame, la cui udienza è prevista il prossimo 2 febbraio. Un incendio danneggia gravemente il centro per i rimpatri di Milo. Nel Trapanese i migranti sono costretti a dormire fuori. Avviata un'ispezione del PD che adesso chiede risposte al ministro Piantedosi. Luca Ciliberti. Nel centro di permanenza per il rimpatrio di Milo, nel Trapanese, la situazione è diventata critica dopo un incendio che ha messo la struttura inagibile per il 90% delle sue capacità. Da quel momento le persone presenti sono costrette a dormire all'addiaccio accanto ai moduli ormai compromessi con poche coperte e senza materassi. Nei giorni scorsi una delegazione del Partito Democratico ha ispezionato il centro. Chiederemo al Ministro dell'Interno Piantedosi di darci notizie e dettagli. Lo faremo attraverso una interrogazione parlamentare nella quale chiederemo cosa è successo realmente nella settimana scorsa in quella struttura, dove verranno trasferiti i migranti ospiti in questo momento in quella struttura e soprattutto cosa ne sarà del loro futuro e del loro destino. La tensione è esplosa dopo l'arrivo di un provvedimento per 29 tunisini che dovevano lasciare il centro per rientrare nel loro paese. Per impedire il rimpatrio, un altro gruppo di migranti ha deciso di dare vita a una vera e propria rivolta. Tutto questo dimostra che questa tipologia di accoglienza è una tipologia sbagliata, perché la stragrande maggioranza dei migranti presenti proveniva da sbarco
e rimane in attesa per lunghi tempi della richiesta di protezione internazionale solo per il fatto di provenire da paesi che secondo il governo italiano sono paesi sicuri. Dalla Procura Generale di Cassazione, intanto, arriva un assist al governo Meloni, chiamata a vagliare i 10 ricorsi del Ministero dell'Interno contro le ordinanze con cui il Tribunale di Catania, nei provvedimenti disposti dai giudici Yolanda Apostolico e Rosario Cupri tra settembre e ottobre scorso. La Procura ha convalidato i trattenimenti di alcuni migranti tunisini a Pozzallo, ritenendoli legittimi e conformi alla legge. Ma sulla questione di garanzia finanziaria adesso è necessario un intervento della Corte di Giustizia europea. La garanzia finanziaria prevista dal nuovo decreto del Ministro dell'Interno prevede che i richiedenti asilo, la cui domanda per decisione della Commissione territoriale è sottoposta a procedura accelerata, di pagare poco meno di 5.000 euro per evitare di attendere in stato di detenzione l'esame della propria domanda di asilo. Attribuiva la colpa della separazione dalla moglie alla bimba, alla figlia di 10 anni, picchiandola, minacciandola e riducendola in un continuo stato di soggezione fisica e psicologica. L'uomo, 49 anni, originario di Brolo, nel Messinese, adesso è stato condannato dal Tribunale di Patti a 3 anni di reclusione. Il processo era partito dalle rivelazioni della bambina che nell'agosto 2018, dopo l'ennesima giornata di incubo trascorsa con il padre, aveva raccontato alla mamma di essere stata presa a schiaffi e calci e di avere avuto un cuscino premuto sul viso. All'ospedale San Vincenzo di Taormina mancano personale e posti letto. Il rischio è di una vera e propria smobilitazione. Pronto un ordine del giorno in Consiglio Comunale. Sentiamo Francesco Triolo. Posti letto tagliati, reparti chiusi o senza primari, lunghe code di pazienti che attendono anche ore prima di essere visitati, estenuanti attese che sfociano anche spesso in atteggiamenti di intolleranza e degenerano in episodi di violenza contro gli operatori sanitari. La situazione all'ospedale San Vincenzo di Taormina è ormai insostenibile, mancano 7 primari, i posti letti si sono ridotti di 70 unità, da qui la decisione anche della minoranza in Consiglio Comunale di presentare un ordine del giorno urgente che verrà discusso lunedì prossimo e che riguarda la sicurezza degli operatori sanitari costretti a turni massacranti e di conseguenza dell'utenza. Tutto questo si aggiunge anche alla sempre più precaria ed incerta permanenza del centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo. Questo è un ospedale in cui mancano in pianta organica 22 medici che dovrebbero già essere stabilmente assegnati. È un ospedale con 179 posti letto che negli ultimi 10 anni ne ha persi circa 65 ed è una cosa che mi sembra evidente, inutile commentare. È un ospedale in cui mancano i primari in 7 reparti, c'è una vacatio in 7 reparti. È un ospedale in cui il più grande pronto soccorso della provincia di Messina, con circa 30.000 accessi l'anno, non possiede un posto fisso di polizia, non possiede i 6 posti letto assegnati in astanteria e questo comporta grossi sacrifici di denaro pubblico per il trasferimento di pazienti che potrebbero essere mantenuti presso il pronto soccorso. A Taormina si prepara un'azione forte per tutelare l'ottimale funzionamento del presidio ospedaliero ed evitare la smobilitazione, con la cittadinanza che vive uno stato di preoccupazione per il rischio che la struttura, punto di riferimento del territorio, possa essere depotenziata ulteriormente. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco con altri servizi. Seconda parte di Sicilia 24. Nel 2025 Agrigento sarà capitale italiana della cultura. La macchina organizzativa sembra ferma, anche se il sindaco Francesco Micciche rimane ottimista sulla riuscita del progetto. Davide Sardo. Il conto alla rovescia è iniziato già da tempo. Tra 11 mesi Agrigento sarà capitale italiana della cultura. Tutto però tace fra polemiche e rimbalzo di responsabilità tra gli enti promotori dell'ambizioso progetto. Non c'è un cantiere aperto, non ci sono attività propedeutiche, ma soprattutto manca la fondazione che dovrà gestire tutte le iniziative con alcune modifiche rispetto al progetto originario. Stampa nazionale e non solo parlano di un sempre più probabile flop, ma il sindaco di Agrigento, Francesco Micciche, getta acqua sul fuoco e sprigiona ottimismo. La macchina organizzativa lavora già da tempo, lavora da tantissimi mesi.
ufficialmente non ho potuto comunicare nulla perché ancora la fondazione non è operativa, manca l'ultimo passaggio dal notaio, però ripeto già i contatti sono stati presi, gli sponsor contattati. Mancano ufficialmente le firme. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ieri mattina si è recato a Palermo, alla regione siciliana, per sbloccare il finanziamento di 5 milioni di euro per Capitale Italiana della Cultura. La festa di Sant'Agata a Catania è sempre più vicina, in questi giorni si susseguono tante iniziative. Vi raccontiamo quella di oggi, una sfilata con tra l'altro anche la finalità di sensibilizzare contro il tumore al seno, una sfilata organizzata dall'Accademia delle Belle Arti appunto della città. Vediamo, è andata per noi Eva Spampinato. È un'Agata pop, popolare, che cammina, anzi sfila, raffigurata in questi abiti tra la sua gente, tra le persone che affollano Piazza Carlo Alberto e passa tra le bancarelle della Feroluni. Qui davanti alla caserma Sant'Angelo Fulci, accanto alla chiesa del Carmine, che il 4 febbraio ospita una lunga sosta del Fercolo di Sant'Agata nella processione del giro esterno. È un'Agata fatta di contaminazione, tanto cuore, quello che ci mettono gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Catania che hanno realizzato gli abiti, e una infinita passione, quella di Liliana Nigro, che da 22 anni organizza l'iniziativa omaggio alla patrona di Catania. Questa scala diventa quasi una cannula delle flebbo che fa arrivare la linfa vitale fra quello che è la caserma, l'esercito, l'istituzione, la cultura, e poi per arrivare alla contaminazione con le bancarelle, con la gente di tutti i giorni, con la gente comune. Agata in seno quest'anno è anche un messaggio di prevenzione contro il tumore al seno. Entra nei luoghi di cura all'Istituto Humanitas di Catania dal 1 al 15 febbraio con una mostra di oltre 100 costumi. Quello che noi facciamo come accademia, come artisti, lo vogliamo portare a realtà ben diverse, la realtà oncologica dell'Istituto Humanitas, la realtà oncologica delle donne, del filo della vita. Tra le 50 modelle provenienti da tutti i quartieri della città hanno sfilato anche 10 donne in lotta contro il cancro. Sono chiamati in questo momento non soltanto i ragazzi di fashion, ma sono chiamati i ragazzi di più settori dell'Accademia, fotografia, cinema, sono qui per lavorare per la storia di questa santa, la storia di questa città e di questo territorio. Intanto si mettono a punto gli ultimi dettagli del piano sicurezza per una festa sicura e senza ombre. Ci saranno zone off limits e ingressi contingentati in Piazza Duomo per la sera del 3. Una canzone per dire no alla violenza contro le donne. Sono lividi che non si cancellano dalla mente, quelli di Viviana Macri, che vuole spingere a denunciare, a far denunciare appunto le vittime di relazioni sbagliate. Giusy Lazzara. La tua mano mi ha strappato alla vita, la tua mano mi ha cambiato in un fiore. Il messaggio è chiaro per dire basta alla violenza alle donne. Viviana Macri è una giovane cantante catanese che con la musica vuole dare coraggio a chi si sente in trappola e non riesce ad uscire da un amore tossico. Mi sono sentita toccata, comunque sensibilizzata in prima persona, perché avendo 24 anni comunque potrei avere a che fare con questo tipo di esperienze, perché purtroppo ad oggi sono sempre più comuni, anche se non dovrebbero essere. E la cosa infatti in cui sbagliavo è che purtroppo tendiamo a non vedere la realtà e quindi a tenere gli occhi chiusi su determinati comportamenti che possono essere non solo fisici, cioè violenza fisica, ma anche verbale, che è quella secondo me anche paradossalmente più grave. Vedi le cicatrici sul mio corpo, sono il segno della tua meschinità. Ho compreso troppo tardi che eri un vero mostro, un uomo a metà. La canzone Lividi è stata scritta da Michele Russo con la musica di Antonio Macri. Non meritiamo sicuramente un uomo che ci faccia valere poco, ovviamente è anche reciproca la cosa. Lividi da cancellare nella mente, l'eccessiva rabbia e l'aggressività. E adesso un'altra breve pausa e poi ci tuffiamo nelle ultime battute del calciomercato. A tra poco.
Siamo tornati in studio per il calcio. Il colombiano Andrés Tello è un nuovo giocatore rossazzurro adesso a 2 giorni dalla fine della sessione invernale del calciomercato prevista per le 20 del 1° febbraio. Le priorità restano il portiere e le cessioni. Francesco Triolo. 48 ore alla fine della sessione invernale del calciomercato, ma nonostante il conto alla rovescia il Catania continua a chiudere operazioni in entrata ed uscita. Gli ultimi 2 movimenti, entrambi nell'area da giorni ufficializzati in giornata, riguardano il centrocampo, ad arrivare il colombiano Andrés Tello, oggetto di una lunga trattativa legata agli emolumenti del calciatore, un tira e molla che si è risolto con il giocatore che è sbarcato ieri sera a Fontanarossa per firmare il contratto che lo lega agli etnei sino a giugno 2026. 27 anni, centrocampista in grado di occupare diverse posizioni, Tello ha disputato le ultime 5 stagioni e mezzo con il Benevento, collezionando 156 presenze e 19 gol tra Serie A, B e C. Nella stagione in corso ha totalizzato solo 9 presenze, finendo fuori dal progetto tecnico con l'arrivo di Gaetano Auteri in panchina. A salutare invece Michele Rocca, che ha accettato la corte dell'Avellino. Il centrocampista è stato ceduto a titolo definitivo e chiude la sua esperienza in rossazzurro con 17 presenze, 15 in campionato e 2 in Coppa Italia. Un trasferimento che serve ad alleggerire un parco giocatori ancora molto ampio. Al momento in organico ci sono 30 giocatori e per il Catania la priorità negli ultimi 2 giorni sarà quella di cedere Mazzotta, Marsura, Bocic, probabilmente in prestito, e almeno un centrocampista, probabilmente Rizzo. Ma le novità in entrata non sono finite. L'ingaggio di un portiere, già peraltro messo in preventivo, adesso diventa più necessario che mai dopo l'infortunio che terrà fuori Betters per diverso tempo. Questo era il nostro ultimo servizio. Sicilia 24 dunque si chiude qui. A tutti voi grazie per l'attenzione e buona serata.